il tempo è scaduto credo da qualche anno, anche da prima di Renzi. Il tempo era già scaduto prima che arrivasse lui, figuriamoci, ora che Renzi è al governo da quasi 6 mesi, se la sabbia della clessidra non scivola via veloce. Sembra già terminata la luna di miele tra il giovane premier e gli imprenditori veneti. Hanno danzato insieme tra Treviso, Verona, Vicenza nei mesi scorsi. Ora gli industriali, magari complice la distanza ferragostana, si sentono un po' una consorte lasciata a casa da quel lui che pare avere la testa altrove. Ma qui non si scherza con la gelosia, è l'urgenza pressante di una atroce crisi economica da combattere, è una deflazione che pare inarrestabile, è il problema del costo del lavoro. Dove, ahimè, il cuneo fiscale rende veramente difficile l'assunzione di nuove persone e questo è un qualche cosa che crea continua disoccupazione. Ci aspettavamo molto di più in questa direzione dal Presidente Renzi. Ci sono stati gli 80 euro mensili, sì, provvedimento assai discusso, oggi attaccato fortemente dal Presidente della Regione che dice Renzi ha coperto il bonus tagliando i fondi per le regioni italiane. Il PD invece difende il bonus e anzi... Io credo che dobbiamo assolutamente rendere questo provvedimento strutturale e renderlo cioè continuativo nell'arco degli anni, garantendolo a quelle fasce sociali che hanno pagato più di altri la crisi. Ma intanto, impegnato sul fronte della riforma del Senato, Renzi pare avere dimenticato che qui le aziende sono in asfissia e il governo dovrebbe aiutarle ad investire su mezzi e uomini. C'è bisogno, per quanto riguarda gli uomini, di una politica diversa in termini di costo del lavoro e per quanto riguarda i mezzi di una politica che spinga le aziende a poter investire.